Buongiorno carissime amiche e carissimi amici di RPL, un cordiale buongiorno da Antonio Berna, benvenuti ad Onda Libera. Se volete chiamarci in diretta chiamateci allo 0266 20 35 29 oppure mandateci un SMS al numero 346 64 277 56. Oggi è mercoledì, da mercoledì scorso fino a maggio avremo ospite con noi ogni mercoledì alle 10:35 l'eurodeputato Danilo Oscar Lancini, con noi in questo momento in collegamento telefonico. Ciao Danilo, buongiorno. Ciao a tutti, ciao Antonio, tutto bene? Tutto bene, a te che si dice? Benissimo, avanti è tutto birra. Allora Danilo, senti, l'altro pomeriggio c'è stato a Como il ministro Salvini, no? Come è andata la giornata, o meglio come è andato il pomeriggio? Quali sono stati i temi dell'intervento del ministro? Benissimo, guarda, c'era una piazza stracolma e i residenti mi dicevano che non hanno mai visto la piazza Verdi così piena di gente. Una roba incredibile. Salvini poi, come sempre, è stato veramente qualche cosa di speciale, ha riempito i cuori di quella gente che stavano ascoltando il nostro grande leader Matteo Salvini, che sì, ovviamente ha parlato di tutta una serie di problemi legati a quelle che sono le scelte del governo, ha rassicurato per l'ennesima, la 100ª volta che il governo non cadrà, anche se abbiamo i gufi che vorrebbero che cadesse, non domani, ieri vorrebbero che cadesse, quindi insomma è così. Senti Oscar, che novità ci sono per quanto riguarda le prossime elezioni europee? Stamattina sul giornale La Stampa c'è scritto che l'8 aprile ci sarà la presentazione del manifesto del ministro Salvini con le diverse alleanze. Tu cosa puoi dirci? Quali sono le ultime novità? No, esattamente, è una partita che sta seguendo Matteo. Io so che si sta prodigando tantissimo con gli altri stati membri, con gli altri gruppi degli altri stati membri. Ci saranno delle alleanze sicuramente diverse rispetto a quelle che avevamo oggi, e cambieranno certamente gli equilibri di questa Europa che io continuo a dire è un'Europa della quale non possiamo fare a meno come paese, come aziende, come produzione, come economia, ma è un'Europa che dobbiamo sfruttare di più, perché molto spesso non siamo capaci nemmeno di raccogliere quelli che sono le possibilità di questa Europa, ma altrettanto in maniera schietta e chiara dico anche che questa Europa non è l'Europa del paese Italia, e quindi noi dobbiamo essere bravi, e Matteo lo è sicuramente, di creare alleanze nuove e di cambiare questi equilibri all'interno dell'Europa. Questa Europa trainata dalla Francia e dalla Germania, soprattutto, e dalla Francia, dove traggono prima loro i benefici, non può più funzionare così. Senti Oscar, tu ieri mattina hai partecipato ad una conferenza di presentazione dell'edizione 2019 di Lombardia Carne, che ha ricevuto il patrocinio del Parlamento europeo. Che settore è questo? Come va qui in Lombardia? Lombardia Carne è un appuntamento, ormai il 130° appuntamento di una fiera della carne che rappresenta la nostra storia, il nostro passato, le nostre tradizioni, qualche cosa che noi dobbiamo continuare a coltivare. Coltivare significa tenere vivo nella gente questo modo di rappresentare una cultura che è la cultura dell'uomo, perché l'uomo nasce cacciatore, l'uomo nasce carnivoro. Poi ci sono anche i vegani, ci sono anche i vegetariani, per la carità, rispetto per tutti, ma io un bel piatto di carne non saprei come fare a esistere senza averlo, insomma, almeno 2 volte alla settimana. Sì. Io devo mangiare la carne cruda, la tartare, quando la carne è genuina, è sana, è allevata con i principi di una volta.
Sì. Parla, quella carne nel piatto parla, ti dice mangiami, mi fa venire l'acquolina in bocca. Benissimo, senti Oscar, abbiamo subito una telefonata. Pronto, buongiorno, chi è in linea? Buongiorno, chiamo da Genova, mi chiamo Bimbo, per fare i complimenti e gli auguri all'onorevole Lancini, sì. Lancini. Grazie. Volevo fare un suggerimento per maggio, se si può recuperare la nostra sovranità popolare e poterla distribuire anche agli altri Paesi membri, la sovranità che appartiene al popolo, il nostro articolo. In modo che questo diavoletto che si è costruito questo meccanismo per succhiare le risorse di tutte le popolazioni e fare quello che vuole, e deve essere finita la spina, staccata. La ringrazio, buongiorno. Grazie a lei. Come dice Salvini, per rispondere con una battuta, è finita la pacchia di quella gente che ci sta sfruttando. Certo. Senti Oscar, tu sei stato nel weekend, o meglio hai seguito i temi che sono stati trattati al congresso sulla famiglia a Verona? Sì, io sono stato al congresso della famiglia a Verona, me lo sentivo come un dovere prima che un piacere. La Sì. famiglia è qualcosa che qualcheduno vorrebbe distruggere, perché la famiglia è un fulcro all'interno della società, è un punto fermo di questa società, del nostro modo di vivere, che chiaramente disturba chi vorrebbe globalizzare tutto e tutti. Sì. Perché vedi, ognuno di noi sarebbe pronto a combattere per difendere la propria famiglia, sarebbe pronto a morire per difendere la propria famiglia. È un punto fermo importante nella società, e questi punti fermi disturbano i globalizzatori, che ci vorrebbero come dei numeri, è vero, delle pedine da spostare secondo le loro esigenze, che sono esigenze prettamente commerciali. Certo. Quando si antepone il dio denaro a tutto e a tutti, ecco, è la fine. E noi la fine non la vogliamo fare, noi non vogliamo fare la fine del topo, e quindi la famiglia Sì. che difende la mamma, il papà, il nonno, la nonna, la famiglia tradizionale, la famiglia fatta da uomo e da donna, non quel surrogato di famiglia che vorrebbero queste società moderne, quelle famiglie che sono fatte per non creare punti fermi. Sì. Noi siamo per una famiglia che è quella tradizionale. Lì si è parlato di famiglia tradizionale, dopodiché all'interno delle proprie pareti di casa, sotto le lenzuola del proprio letto, ognuno è libero di fare quello che vuole. Sì. Ma paragonare quello che vuole con la famiglia è sbagliato, perché andiamo verso una strada che non ha ritorno, perché andiamo verso la fine del mondo, perché per fare un figlio ci vuole ancora un uomo e una donna. Poi anche lì, per superare questo ostacolo, si sono inventati l'utero in affitto, il che è un degrado in termini morali, Sì. che non ha precedenti. Una donna utilizzata come oggetto, come incubatrice per fare figli, è qualche cosa di aberrante, perché ci saranno quelli che hanno i soldi per comprare i figli di quelli che non potevano. Pronto? Allora, vediamo se riusciamo a recuperare la linea con l'europarlamentare Lancini. Intanto guardiamo le ultime notizie. A Varese una notizia di cronaca: accoltellato nel sonno dal padre della fidanzata. È grave. Un italiano di 26 anni è stato accoltellato nel sonno dal padre della fidanzata ed è ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Circolo di Varese. La vittima stava dormendo con la ragazza. Allora, abbiamo recuperato Giulio dalla regia alla linea con Oscar. Oscar, era caduta la linea, adesso ci senti? Sì, vi sento benissimo, forte e chiaro. Benissimo. Allora, sono i poteri forti che quando li tocchiamo sul vivo ci fanno cadere la linea. Allora Oscar, abbiamo due telefonate, sentiamole in successione, poi commenta un po' le parole dei nostri ascoltatori. Pronto? Pronto Antonio, buongiorno. Ciao, buongiorno Mauro. Anche all'onorevole Lancini. Sì. Io chiedo personalmente all'onorevole una cosa.
riguardo può essere a carattere internazionale, perché io so che dovevo andare in Sudafrica e io so che in Sudafrica c'è una strage dei vecchi boeri, che sono i coloni, i primi di origine olandese che arrivarono, poi ci furono gli inglesi. Non so se è andato, è in grado di darmi una soluzione, perché io qua a Reggio Emilia ho uno che dopo 45 anni è ritornato dal Sudafrica e mi ha detto che è una situazione che è terribile. Grazie. Grazie. Sentiamo subito l'altra telefonata, Oscar. Pronto? 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 Chi è? Pronto? Sì, la sentiamo. Sono Natalino da Cantù. Non so Prego. se fa parte... non capisco più niente. Prego. Non so se mi sentite. Sì, bene. Ho letto sul tablet Libero che il Papa per informarsi legge l'Espresso. Davvero io di politica italiana non ne capisco proprio niente. Avevo letto sull'Espresso qualcosa di Famiglia Dai. Non so cosa sia, so che è uno dei tanti dai che si fanno. Questo è il nostro Papa? Allora, sentiamo Oscar come commenta le parole, i discorsi dei nostri due ascoltatori. Allora, sì, sono andato in Sudafrica, sì, ho riscontrato una situazione veramente, ma veramente drammatica. Lì abbiamo uomini bianchi che vengono sistematicamente attaccati e vengono uccise le famiglie di questi contadini, fattori che hanno fattorie acquistate secoli fa con tanto di atto di procura, è vero, quindi non hanno rubato niente a nessuno, uomini e donne che vivono lì che da famiglie da 300-400 anni, Sì. è vero, che vengono sistematicamente attaccati non per essere derubati, ma per essere torturati e uccisi. Ho visto con i miei occhi delle cose che sono incommentabili, ma la cosa più vergognosa, più schifosa, più grave, e dobbiamo dirlo a tutti, al mondo intero, è che lì le istituzioni tacciono di questa cosa. Lì il presidente del Sudafrica è stato in Europa, è stato al Parlamento europeo, si vantava di Nelson Mandela, cosa giusta, ma non ha detto mezza parola di quello che sta succedendo in Sudafrica. E abbiamo un governo che è alle elezioni in Sudafrica, che sta facendo propaganda elettorale contro i bianchi. Una frase che mi ricordo letta su uno dei manifesti per strada: uomo bianco, con la valigia sei venuto e con la valigia te ne andrai. Stanno cercando di cacciare l'uomo bianco dalla terra del Sudafrica, uomo bianco che ormai è lì da generazioni, è integrato uomini e donne che sono nati lì, che rischiano la vita per mantenere la propria terra, le proprie famiglie, il proprio credo, perché questi sono lì e amano la terra. Cercano di ucciderli perché quando non c'è più nessun erede la terra viene recuperata dallo Stato africano e viene distribuita ai neri. Tempo dai 3 ai 5 anni e quella fattoria rimane incolta, abbandonata a se stessa. Quindi non c'è nemmeno la capacità di portare avanti questa opera che è stata iniziata centinaia di anni fa, di bonifica, di culture del territorio. È una cosa scandalosa, ho visto di quelle immagini che fanno raccapricciare veramente, è una cosa fuori di testa. Certo. E quello che è grave, lo dico ancora una volta, ambasciata italiana, ambasciata europea, hanno negato che ci fosse un problema, e quando gli ho messo sotto il naso le prove di quello che avevo visto io solo il primo giorno che ero lì, allora hanno cominciato a fare discorsi, sì, ma qua noi siamo seduti su una polveriera, dobbiamo muoverci con attenzione perché qui si rischia di peggiorare la situazione. Al che gli ho detto: ma vi dovete vergognare, cosa c'è da peggiorare ancora, che qui ammazzano le persone, torturano le donne, violentano le donne, ma una cosa fuori di testa. E questo noi abbiamo il dovere di farlo sapere al mondo intero, perché tutti tacciono questa situazione scandalosa. Sì, senti Oscar, abbiamo altre 2 telefonate, il tempo stringe, quindi sentiamo insomma queste altre telefonate. Pronto? Io la seconda telefonata non so che cosa... Parlava del Family Day, ecco.
Femminile è stata una cosa importantissima, noi dobbiamo sostenere queste iniziative perché sono pro alla famiglia naturale. Benissimo. Allora, abbiamo altre 2 telefonate. Pronto? Pronto, buongiorno. Giorno. Micchi da Milano. Saluto Lancini, molto bravo. Ciao. La famiglia è uno indivisibile, per sempre, io e anche la famiglia, ovviamente. A proposito del Sudafrica, che conosco molto bene, come una grande fake news che non si dice mai, ovviamente, per non scoperchiare il vaso di Pandora, e Lancini lo sa molto bene. Parliamoci chiaramente chi era Mandela quando ammazzava i bambini attaccando le scuole. Perché è stato in galera Mandela? Non solo per le sue idee progressiste, ovviamente, ma anche perché ammazzava i bambini e ha ammazzato i bambini. Questo si deve dire. Ciao Lancini, auguri. Grazie, ciao. Oscar. Io non so se Mandela ammazzava i bambini. Io ho visto cose che sono veramente raccapriccianti. Guarda, la prima notte che ho passato lì in albergo, è vero, io avevo paura. Mi sono fatto condizionare talmente tanto da quello che ho visto che io quella notte non ho dormito, ho passato la notte guardando fuori dalle persiane perché avevo paura, in un albergo recintato con muri alti 4 metri, con il filo spinato sopra e il filo elettrificato addirittura, con una guardia che girava tutta notte con il cane lungo il periodo del residence, e non sono riuscito a dormire dalla tensione, dalla situazione che mi sono trovato davanti, perché ero, tra virgolette, pensavo di essermi preparato psicologicamente, invece ho visto di quelle cose che non sono commentabili. Non sono commentabili. Allora, Oscar, un'altra telefonata. Pronto? Pronto, buongiorno. Ciao. Buongiorno. Ciao, sono Anna. Ciao Anna. Volevo dire una cosa sempre sul Sudafrica, una cosa molto penso importante. Anche nel biellese, un mio cliente nella zona di Brusnego praticamente mi ha riferito che dei suoi parenti stanno ormai trasportando, insomma, cercando di portare tutto in Italia per rientrare, perché la cosa è veramente gravissima e non se ne parla, come giustamente dice il Signore. Volevo aggiungere che il problema anche grande sarà questo, ma non tanto per quelli che se ne andranno, perché a quanto pare addirittura anche l'Australia ha già dato e la Russia ha dato disponibilità a queste persone di essere accolte, tanto per intenderci, no? Sì. E di dargli terre da coltivare, perché sono in gambissima, hanno creato delle fattorie modello. Diciamo che poi quando tutti i bianchi se ne andranno, perché o li ammazzeranno, prenderanno in mano tutto loro e nel giro di 10-15 anni sarà di nuovo terra bruciata come era prima. Questo ne sono certa. Vi ringrazio e parlatene ancora, perché è una cosa molto importante che riguarda anche dei nostri concittadini, anche se sono le generazioni, voglio dire, più giovani. Grazie. Va bene Anna. Oscar, come commenti? È vero, ha ragione, ci piegheranno meno di 10 anni. Ci piegheranno molto meno di 10 anni per ritornare, per avere quelle fattorie distrutte perché non sanno allevare gli animali, distrutte perché non sanno lavorare la terra, e quindi di conseguenza tutto questo lavoro fatto dai bianchi, anche nel loro interesse, perché lì lavorano, prendono stipendio, sono trattati bene, e non si capisce questo odio viscerale che c'è all'interno. Io condanno l'apartheid che ci fu prima, ma bisogna condannare anche questa forma di apartheid al contrario, perché altrimenti che uomini siamo? Che cosa vuol dire questo silenzio? Perché ci deve essere questa situazione di omertà? Benissimo. Senti Oscar, siamo più o meno in chiusura. Ti volevo fare una domanda sulla Brexit, questa storia infinita. Che novità puoi darci su questo? Stiamo sentendo rinvii, date, tu cosa... Guarda, settimana scorsa avevamo il gruppo, è vero, il gruppo dell'ENF al Parlamento, ci siamo riuniti e una delle domande è uscita nel gruppo, ci sono italiani, francesi, olandesi, inglesi, è vero, e una delle domande che è uscita è proprio stata rivolta agli inglesi, come per dire: ma cosa facciamo, come funziona, cosa sapete, che novità ci sono?
Ebbene, le novità sono che nemmeno loro sanno che cosa stanno facendo. Non hanno ancora capito, lì c'è una confusione voluta appositamente, perché in realtà è stata votato dal cittadino attraverso un referendum l'uscita dall'Europa. E adesso lì tutti i poteri forti sono entrati in gioco per cercare di creare quella situazione di confusione per cui alla fine vorrebbero che non cambiasse nulla, cioè rimanere dentro questi poteri forti. E invece mi pare di aver capito che la volontà del popolo è ferma ed è quella di uscire. Ed è quella di uscire, e nessuno avrà la forza di bloccare questo, perché hanno proposto anche di rifare il referendum, di provare anche una volta, e la gente ha detto no. Il voto è stato espresso, noi vogliamo questo, e la politica dovrà rendere conto al popolo inglese se farà qualche cosa di diverso. Benissimo. Allora Oscar, purtroppo siamo in chiusura. Grazie mille per essere stato qui con noi questo mercoledì. Ci risentiamo mercoledì prossimo, stessa ora, 10:35, massimo fino alle 11. Ti auguro buona giornata. Grazie Antonio, grazie a voi e viva Radio Padania Libera. Grazie mille ad Oscar Lancini, europarlamentare della Lega. Adesso andiamo un attimo in pausa pubblicitaria e ci risentiamo tra pochissimo. Liscio non ti lascio, tutte le domeniche su RPL, dalle ore 13 alle 13:30, a cura di Sammy Varin, a conduzione di Dino Angelini. Prima o poi capita a tutti, la fine di un rapporto, un lutto, un incidente. In ogni caso, eravate in un modo e ora siete qualcos'altro. Di Maio non è un vicepremier, Di Maio è un signor nessuno. È un signor nessuno che si è trovato lì per caso, che finirà male, perché l'avventura del suo governo, che lui vicepresiede, è destinata a finire male. Perché? Ma male perché è tutta gente che non ha... O è prepotente come Salvini, il capo della Lega, il capitano, oppure è incompetente come sono quasi tutti i 5 Stelle. Quindi lo scontro tra un prepotente e un incompetente è destinato fatalmente a produrre un bang che distrugge il giocattolo. E se non lo distrugge, ci penserà qualcun altro a distruggerlo. Salvini è un po' fascista. È peggio che fascista. E Salvini, da questo punto di vista, è nudo nella sua stupidità di essere convinto di essere necessario a questo paese. Questo è un governo pericoloso. È un governo non che non fa nulla, ma tutto quello che fa va a danno del paese. Quindi, perché? Ma perché? Pericoloso perché un governo che non governa o che sa fare soltanto delle parole o che lancia soltanto degli slogan serve al paese che lo elegge? No, non serve. È un governo che non serve se non viene abbattuto, come prima o poi verrà abbattuto questo. È pericoloso. Qui c'è il rischio di un'altra cosa. Vogliamo dirlo in un modo forse un po' scandaloso. Qui si rischia una svolta militare del paese, perché chi ha le armi, che sono l'esercito, i carabinieri, la guardia di finanza, la polizia, che fa? Sta a guardare che il palazzo gli crolli in testa? No, interverrà, non c'è dubbio. È una legge della vita, è una legge della giungla. Mi piace l'odore del napalm al mattino. Una volta abbiamo bombardato una collina, per 12 ore, e finita l'azione siamo andati a vedere. Non c'era più neanche l'ombra di quegli sporchi bastardi. Ma quell'odore, sai, quell'odore di benzina, tutto intorno, profumava come di vittoria. Pensate che gli italiani, o meglio, che una parte degli italiani che ha la possibilità di farlo, non cerchi di buttare via sto governo e di sostituirlo. Noi ci illudiamo che tutto avvenga secondo le norme della democrazia parlamentare. Stiamo facendo qui siamo di fronte a quelli che ti rubano la macchina, a quelli che ti ammazzano la moglie, a quelli che ti rovinano la casa,
Cioè c'è una situazione di pre-guerra o di pre-guerriglia. È stato lui a dichiararmi guerra. Voglio vedere chi la vincerà. Dietro! On! Sei impazzito! Divisa estiva modello Gioia di Vivere realizzato in pelle umana per un'estate afosa. Si cercano concessionari di zona. Io ti farò fucilare. Non c'è. Cosa non c'è? Già consultato, sono in regola. Nel regolamento c'è tutto. Le persone credono di conoscere il dolore, ma non è così. Wow, che bella casa! Finalmente mi hai invitato! Chi ha parlato? Sono la Digital Radio, quella del sistema DAB+. E che ci fai qui? Non abiti nella mia auto. Ma io sono ovunque, anche in casa. Basta avere l'apparecchio giusto, con tanti contenuti extra e con il suono perfetto. Vivi anche in casa tutta la magia della Digital Radio. E ricorda, dal 2019 il sistema DAB+ è in tutte le auto nuove. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio Padania è in Digital Radio. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Rieccoci carissime amiche e carissimi amici di RPL in diretta da Milano, dalla sede di Via Bellerio. Vi rinnovo i numeri per chiamarci, lo 0266 20 35 29, oppure mandateci un sms al 346 64 277 56. Da un po' di mercoledì a questa parte, ogni mercoledì a quest'ora c'è l'onorevole Laura Cavandoli della Lega. Buongiorno Laura. Buongiorno a tutti. Allora Laura, qui sembra essere tornato inverno a Milano, non so a Roma, penso che lì splenda il sole o no? Poco sole, ma insomma la temperatura si è abbassata anche qui. Ecco, si è abbassata. Senti Laura, ieri è stata un bel pomeriggio alla Camera, si è raggiunta l'intesa sul revenge porn e poi c'è stata la discussione sul codice rosso. Ci puoi raccontare un po' di che cosa si tratta e come è andato il pomeriggio? Ecco. Il pomeriggio è iniziato molto bene, nel senso che questo emendamento sul revenge porn ha trovato l'accordo totale di tutta l'Aula, quindi il fatto di vietare la diffusione senza il consenso degli interessati di immagini a contenuto pornografico e a tutti i livelli, quindi anche con i telefonini, con il computer, e anche il fatto di avere ricevuto questi video e di diffonderli viene punito, una sanzione molto alta, perché è prevista una sanzione da reclusione da 1 a 6 anni, quindi, e anche una multa fino a 5.000 euro, quindi è un grosso passo avanti. Sì. Gli scandali ci sono, hanno portato anche delle vittime che insomma diffuse queste immagini si sono sentite vergognate di questa cosa, e alcune ragazze in realtà, perché è soprattutto una vergogna femminile, devo dire, si sono tolte la vita, quindi anche per loro è stata questa grossa battaglia di civiltà. E questo emendamento fa parte di un disegno di legge che riunisce vari progetti di legge, fra cui quello prevalente che è quello del ministro Bongiorno, quindi a firma Lega, possiamo dirlo, che prevede appunto delle agevolazioni per le donne, ma per chi denuncia la violenza a livello domestico, quindi degli episodi di violenza a livello domestico, e prevede una rapida ascolto da parte del PM, quindi da parte di chi indaga su queste fattispecie, e quindi entro 3 giorni devono attivarsi. La Procura della Repubblica in questi casi deve attivarsi. Questo è un grosso vantaggio, perché così si cerca di prevenire fatti di reato che a volte portano delle conseguenze anche fatali. In questo provvedimento del codice rosso, che adesso quindi prevede anche il revenge porn, poi vengono aggravate le pene per i reati relativi alla violenza domestica, alla violenza sessuale, quindi quelli che riguardano le mura familiari, quelli più difficili da scovare, ma che sono comunque quelli
quelli più gravi, aggravanti anche delle relazioni familiari, delle relazioni affettive. Oggi, stamattina, dovremmo riuscire a finire di approvare questo provvedimento, mancavano ancora alcuni emendamenti e quindi dopo passa la palla, passa al Senato, che però credo che si occuperà con una certa rapidità, perché c'è una evidente urgenza di queste punizioni e di questi provvedimenti che agevolano la vita all'interno delle mura familiari. Benissimo, poi anche lo stesso ministro Salvini ha scritto un bel post su Facebook su questo, ha pubblicato una vostra foto di voi donne onorevoli e infatti ho notato che ci sei anche tu. Sono in mezzo, sì, l'abbiamo fatto anche la settimana scorsa, comunque siamo messi avanti, però è un bel riconoscimento per le donne, fatto dalle donne, anche se in realtà qui oggi abbiamo tutti questo nastrino rosso proprio perché è un provvedimento che vogliamo portare a casa e c'è una piena condivisione da parte anche della parte maschile dei parlamentari, quindi però il segnale è che si tutela il sesso debole, che anche qui è rappresentato e ha delle grandi, insomma, mi sento parte di questo progetto anche all'interno della Lega. Perfetto, benissimo. Senti Laura, ieri c'è stato Juncker a Roma, no? È venuto in visita a Roma, o meglio ha incontrato il Premier Conte, hanno parlato di crescita. Juncker dice sono preoccupato dal regresso dell'economia italiana, e poi nel pomeriggio ha detto alcuni ministri italiani sono bugiardi, non rivelano le somme destinate all'Italia dall'Unione Europea. Quindi tu che ne pensi di queste dichiarazioni, insomma, di Juncker? Io devo dire che qui è stato bravo in realtà il nostro Premier Conte a dire che, insomma, a mantenere le distanze. C'è una situazione economica non florida ed è a tutti i livelli, a livello mondiale e soprattutto a livello europeo. In questo coinvolge anche l'Italia. È chiaro che la legge di bilancio è stata approvata a dicembre, quindi sta iniziando adesso a dare i suoi effetti. Il giudizio è sicuramente eccessivo e ovviamente totalmente fuori, io dico fuori di testa, ma comunque fuori dalle righe. Il giudizio sui ministri italiani sono bugiardi. Questo ovviamente da un rappresentante istituzionale non lo si può permettere, quindi il Presidente della Commissione Europea non può permettersi di accusare di falsità, peraltro senza motivare, perché ci avesse detto, hanno detto bugie su questo, ma lui dice sono bugiardi in generale, quindi e per poi dopo, insomma, dire che sull'immigrazione l'Italia comunque sia ha bisogno di aiuto, dire che comunque sia su alcuni temi l'Europa sta agendo male, quindi alla fine forse era meglio fare una conferenza stampa più propositiva sui temi un po' più importanti che riguardano l'Italia, che coinvolgono ovviamente l'Europa, immigrazione e sicurezza, ma anche dal punto di vista economico, piuttosto che fare affermazioni che ovviamente restano un po' fuori dal diciamo fuori dal seminato, ecco. Anche perché il discorso del reddito di cittadinanza e quota 100, che vengono bollati come una disfatta per l'Italia, in realtà avranno con ogni probabilità dei riflessi positivi sull'economia, ma soprattutto adesso come adesso non sono indici da valutare dal momento che non sono ancora entrati in vigore, quindi insomma è chiaro che la cosa disturba, perché c'è un giudizio della Commissione Europea grave nei confronti di uno Stato sovrano, ecco. Ci crediamo e io credo che come Lega dobbiamo cambiarla questa Unione Europea, ci crediamo perché insomma non è possibile che l'Unione Europea si permetta di dare questi giudizi non giustificati assolutamente fuori dal seminato, ecco. Senti Laura, poi anche Christine Lagarde del Fondo Monetario Internazionale dice prepararsi al peggio, la Brexit e i dazi non ci aiutano, insomma. Tu che ne pensi anche di queste dichiarazioni? Ecco, sicuramente la Brexit darà delle conseguenze anche in Italia. Io penso soprattutto ai nostri prodotti, quelli dell'enogastronomia, perché su questi diciamo che il commercio privilegiato
quindi la libera circolazione delle merci, diciamo, dell'Unione Europea ci dava un grosso vantaggio. Ci sono accordi bilaterali, ce ne saranno altri, c'è un decreto legge che è già in vigore, che dovrà essere convertito, che appunto mette alcuni paletti per quello che riguarda i contratti commerciali con la Gran Bretagna. Resta inteso che sicuramente uno scossone ci sarà. Poi sì, a livello mondiale c'è un'economia attenzionata, e quindi sicuramente anche l'Italia da partner, cioè, in realtà da partner dell'Unione Europea, da partner commerciale della Gran Bretagna, sarà coinvolta e si dovrà stare attenti. E certo, qui c'è questa incertezza, anche perché non si capisce se la ripresa economica a livello europeo e a livello mondiale andrà avanti, o se alla fine con questa Brexit ci sarà un periodo iniziale probabilmente di crisi per la Gran Bretagna, per poi passare però a un periodo assolutamente più positivo e di ripresa per quello che è la situazione economica anche a livello inglese. Ecco, diciamo che l'Inghilterra comunque con i partner storici del sistema del Commonwealth, con cui comunque continua ad avere rapporti che gli permettono probabilmente di avere anche una economia che resiste a questa Brexit. Però preoccupante per il sistema Europa, questo sì, io penso anche che in questo il Fondo Monetario sia preoccupato, diciamo che è inevitabile, insomma. Chiara. Laura, il Premier Giuseppe Conte da Doha, interpellato dai cronisti, ha detto in Consiglio dei Ministri di giovedì ci sarà il decreto crescita che sembra contenere le norme sui risarcimenti ai truffati delle banche. Aiuterà questo decreto, insomma, alla cosiddetta crescita dell'Italia? Ovviamente il fine è quello. Ci sono anche interventi, diciamo, strutturali per la messa in sicurezza e per l'efficientamento energetico, quindi è previsto che anche per i comuni, come è stato per la messa in sicurezza delle strade e delle scuole locali, ci siano dei contributi per i comuni da utilizzare nel più breve tempo possibile, quindi entro l'autunno. Quindi anche su questo si vuole dare risposte a quei cittadini che si lamentano del degrado delle città e del fatto che i comuni non potessero investire su questo. Certo, i punti ci sono. Ricordiamo che il risarcimento delle truffate dalle banche era previsto nella legge bilancio. Il ministro Tria ha un decreto sul tavolo che, insomma, come si legge sui giornali, non è certo che si voglia firmare, quindi anche nel decreto crescita è previsto questo passaggio ulteriore. Io, se ho ben capito, lo hanno rinviato a settimana prossima proprio per capire come fare, perché se il decreto deve essere effettivamente produttivo di una crescita immediata per il Paese, è chiaro che questi interventi devono essere pronti, devono essere subito eseguibili e non si deve attendere l'emanazione dei decreti ministeriali per poi attuarli. Quindi, se ho ben capito, verrà rinviato la settimana prossima. Io credo che sicuramente, per quello che sono il ministro della Lega, ma è l'intento anche del governo, è quello di dare veramente una svolta all'economia del nostro Paese. Certo. Senti Laura, vorrei solo con te fare chiarezza su quello che è successo a Roma ieri pomeriggio, ieri sera, una protesta, no, contro i Rom. Che cosa è successo? Effettivamente qui il Comune di Roma, evidentemente senza sentire, come purtroppo spesso accade a livello locale, senza sentire i residenti, ha spostato queste famiglie Rom da un campo a un'altra zona. Ovviamente questa zona, che è quella di Torre Maura, si è ribellata con anche gesti assolutamente da condannare, perché ci sono stati incendi di cassonetti, mi sembra anche di un'auto, quindi gesti di violenza che sono assolutamente da condannare. E purtroppo l'effetto però è stato positivo, perché ovviamente nella via istituzionale era meglio, invece nella notte il Comune di Roma ha deciso che verranno divisi in altre strutture
strutture, quindi mi sembra che siano una settantina di persone che verranno suddivise in più strutture di accoglienza, quindi queste famiglie rom, e quindi non andranno a Torre Maura. Ecco, diciamo, da un punto di vista proprio della procedura andavano coinvolte, io ve lo dico perché purtroppo i comuni non possono decidere d'imperio, vanno coinvolte le circoscrizioni, ci sono i municipi, quindi è giusto che i cittadini dicano se sono d'accordo. È chiaro che anche qui le famiglie Roma su Roma sono tante, ci sono vari campi più o meno autorizzati e quindi una procedura di accoglienza e di smembramento di questi campi deve essere attuata. Diciamo, adesso la situazione è stata risolta con una celerità e ci auguriamo però che queste manifestazioni violente non si presentino più. Benissimo. Allora Laura, grazie mille per essere stata anche questo mercoledì con noi. Ci sentiamo mercoledì prossimo. Buona giornata e buon lavoro. Grazie Antonio, buon lavoro anche a te. Grazie mille a Laura Cavandoli, deputata della Lega. Allora, dalla regia Giulio Carnelli, in questa giornata uggiosa di Milano, mi dà l'ok, c'è con noi in collegamento telefonico un altro amico di RPL, il giornalista della Verità Alessandro Rico. Buongiorno Alessandro. Buongiorno e buongiorno agli ascoltatori. Allora, anche tu sei a Milano, Alessandro, oggi, no? Sì, anch'io sono a Milano. Ecco, con questa giornata che sembra, non so se piove o meno, va bene. Allora, secondo me piove. Allora Alessandro, tu sul giornale La Verità, precisamente il 1° aprile, hai intervistato Andrea Crippa, deputato della Lega, 32enne. Cosa ti ha detto? Definito il delfino di Salvini, no? Ti ha parlato del Sud Italia, insomma, raccontaci un po' che cosa appunto ti ha rivelato, ecco. Sì, una figura molto interessante perché non solo è un giovanissimo in ascesa nel partito, in odore di vice segreteria, quindi dovrebbe affiancare molto presto Giorgetti e Lorenzo Fontana, ma è anche diciamo l'uomo, il ragazzo che sta costruendo la classe dirigente leghista nel Sud Italia. Bene. Quindi è l'uomo che si sta occupando di un compito inedito per la Lega, cioè dello sbarco della Lega nel Meridione. A proposito di questo, una domanda secondo me molto interessante alla quale lui ha risposto era quella sul pericolo che qualche, tra virgolette, impresentabile cerchi di saltare sul carroccio del vincitore. E lui dice sì, in effetti è un rischio che io ravviso ogni volta che vado al sud, però c'è uno strumento per impedire che gli infiltrati si accodino al carro del vincitore. E il metodo è sostanzialmente impedire a chi ha già ricoperto incarichi istituzionali con altri partiti, comunque si è candidato con altri partiti, di candidarsi nelle liste leghiste almeno per i prossimi 5 anni. Cioè lui dice la Lega si serve, ma della Lega non ci si serve. Benissimo. Secondo me questo potrebbe essere effettivamente un metodo per scremare quelli che veramente ci tengono al partito e quindi vogliono una militanza vera anche a costo di non stare subito tra le prime file, e quelli che invece pensano di utilizzare un contenitore al momento vincente magari per garantirsi un incarico per i prossimi 5 anni. Non sarà un compito facile perché come potete capire lo sbarco della Lega al sud è stato un fenomeno tanto repentino quanto che non ha dato il tempo di costruire una vera e propria classe dirigente, anche se ci sono anche molti esempi positivi. Io penso al mio Abruzzo, io vengo dall'Abruzzo, insomma lì la Lega veramente sta facendo affidamento soprattutto su giovani, molto spesso under 30, under 20, insomma gente che veramente viene fuori dalle scuole o dalle università e si sta impegnando per costruire il partito anche in queste regioni. Poi abbiamo visto a Pontida, abbiamo visto anche alla manifestazione dell'8 marzo, insomma un po' tutta Italia, no? Sì, poi lui, essendo giovane, essendo un 32enne, sul tema dei giovani si impegna molto, e tra l'altro la scorsa settimana, cioè venerdì, ha organizzato questo meeting dei giovani sovranisti europei a Roma, quindi con tutti i rappresentanti
giovani del junior dei partiti sovranisti e populisti europei. Lui in particolare ha detto di sentire una grande affinità con Bardella, che è il coordinatore dei giovani del Rassemblement National, il quale tra l'altro sarà capolista alle europee del suo partito, quindi anche la Le Pen sta facendo una scelta di ricambio generazionale. Non utilizzerei il termine giovanilista, perché in realtà il giovanilismo è una filosofia pericolosa, cioè non è detto che il giovane sia per forza anche più bravo di quello che ha più esperienza, anzi il giovane appunto sconta la mancanza di esperienza. Però qui il tema è un ricambio generazionale soprattutto che risponde a un'esigenza, se vogliamo, storica, cioè la contrapposizione destra-sinistra, le vecchie gabbie ideologiche sono effettivamente superate, e forse quelli che meglio hanno capito questa nuova realtà, proprio perché la sperimentano sulla loro pelle, perché sperimentano le ingiustizie e le diseguaglianze anche che ha creato la globalizzazione, sono proprio i giovani, quindi forse sono proprio loro quelli che a questo punto sono in grado di prendere le redini della situazione e traghettare la nostra società, la nostra Europa verso un futuro più roseo. Benissimo, chiarissimo Alessandro. Senti, poi su un altro articolo ti sei concentrato che ha come tema gli jihadisti, no? Abbiamo 350 jihadisti del califfato, scrivi sull'altra sponda del mare Adriatico. Che cosa è successo? Ci puoi raccontare? Sì, allora questo è un argomento di cui in Italia e in generale in Europa si parla pochissimo, anche se in realtà è un tema che dovrebbe interessarci molto, perché noi sappiamo che lo Stato islamico in Siria è in rotta, sappiamo che molti dei foreign fighters che sono andati a combattere per l'ISIS stanno rientrando nel continente. Non sappiamo però che abbiamo una vera e propria fucina di estremisti islamici sull'altra sponda dell'Adriatico, cioè in Kosovo, quindi poco più in là dei monti dell'Albania, che addirittura nelle giornate terse si vedono dalle coste del Salento. Questo perché il Kosovo è sempre stato un paese a fortissima maggioranza islamica, parliamo di oltre il 95% della popolazione di religione musulmana, dimensioni, stiamo parlando di un territorio che più o meno è come l'Abruzzo, come l'Umbria, insomma è molto, molto piccolo, ma che nonostante abbia circa 2 milioni di abitanti ha spedito a combattere per lo Stato islamico 350 jihadisti, quindi parliamo di una cifra esorbitante. Siccome in Kosovo, dopo la guerra con la Serbia, gran parte delle università, delle scuole, delle strutture pubbliche sono state finanziate da ONG in qualche modo collegate all'Arabia Saudita o alla Turchia, c'è stata una forte penetrazione del radicalismo islamico e i foreign fighters, quelli che sono tornati, alcuni sono stati uccisi proprio durante la guerra condotta dall'ISIS in Siria, quelli che sono rientrati, alcuni sono finiti in galera, ma sono usciti poi dopo pochi mesi, come ammettono le stesse autorità del Kosovo, dicono di non avere gli strumenti per tenerli in carcere. Qualcuno addirittura, stiamo parlando di Fitim Ladrovici, adesso non so se lo pronuncio bene perché sono nomi un po' impronunciabili, però questo è uno che in Siria ci è andato 2 volte, è tornato in Kosovo, tranquillamente continua a reclutare nuovi potenziali giovani radicalizzati, anche perché il Kosovo ha un PIL, ha una crisi economica anche molto forte, ha un PIL pro capite molto basso, quindi i giovani a volte magari piuttosto che fronteggiare i drammi della disoccupazione e della povertà si danno a queste ideologie radicali, sono più esposti, diciamo, all'indottrinamento. Il tema qui qual è? Che il Kosovo da diversi anni sta chiedendo all'Unione Europea la libera circolazione all'interno dell'Unione senza la necessità di visti, quindi una sorta di liberalizzazione degli spostamenti all'interno dell'Unione Europea di cui il Kosovo non fa parte e probabilmente non farà parte ancora per molti anni. Il Parlamento europeo si è detto favorevole a questa ipotesi, per fortuna c'è l'opposizione di Italia, Francia, Germania che ne fanno anche un problema di immigrazione, ma voi immaginate, siccome questa delegazione kosovara è venuta giovedì scorso alla Camera proprio a parlare di questa cosa, quindi sono venuti in Italia. Sì, c'è stato anche Vito Comencini che ce ne ha parlato, se non sbaglio, deputato della Lega. Ne avete parlato proprio a Radio Padania. Come è successo questo è importante come argomento, cioè immaginate cosa succederebbe se veramente si arrivasse a una liberalizzazione dei visti, cioè
un conto è il foreign fighter, che quindi è andato in Siria, può essere già noto alle intelligence europee e quindi è schedato e vabbè non si muove. Sì. Ma quello lì, siccome in Kosovo sono stati censiti 5 campi di addestramento delle reclute, è chiaro che se un giovane, non lo so, di 18 anni, di 19 anni, è stato addestrato in Kosovo da un fondamentalista, poi a un certo punto, con la scusa di un programma di studi, se ne viene in Europa perché ci sono visti liberalizzati, voi potete capire qual è il risvolto di tutto questo, cioè che praticamente invitiamo in casa potenziali terroristi. Senti, e poi tu hai intervistato su questo tema anche un deputato serbo, non so il nome, come dici tu, come si pronuncia, Jovan Palalic. Esatto. Ecco, che cosa ti ha detto? Lui appunto ci ha ricordato che i russi avevano censito ai confini con la Macedonia e con l'Albania almeno 5 campi di addestramento reclute. Ci ha spiegato che il Kosovo è considerato dalla Turchia neo-ottomana di Erdogan una sorta di trampolino di lancio per la penetrazione islamica in Europa. Sì. Lui parla addirittura di autostrada verde, cioè di un vero e proprio corridoio che consentirebbe la penetrazione degli ottomani, che peraltro per ragioni storiche rivendicano quasi come un loro feudo tutta la zona dei Balcani. Cioè non ci scordiamo che fino a pochi secoli fa, noi oggi siamo abituati a pensare a un'Europa, no? Unita, un'Europa pacificata, ma in realtà fino a pochi secoli fa i turchi ottomani assediavano Vienna, cioè stavano a 2 passi da casa nostra, e fino purtroppo a 20 anni fa nei Balcani c'era la guerre causate ovviamente da odi etnici, odi religiosi, quindi è una zona molto turbolenta, sulla quale appunto c'è questa forte ipoteca della Turchia, ma c'è anche la penetrazione dell'Arabia Saudita attraverso finanziamenti, attraverso ONG, quindi il radicalismo islamico è molto forte. E in effetti poi Palalic insiste molto dicendo: io confido che la Lega già 20 anni fa si era opposta ai bombardamenti della NATO nei Balcani, possa insieme al Rassemblement National tenere alta l'attenzione in Europa su questo fenomeno, perché se abbassiamo la guardia veramente rischiamo di ritrovarci il nemico alle porte. Benissimo, allora Alessandra, andiamo un attimo in pausa pubblicitaria, ti chiedo di rimanere con noi altri 5 minuti per parlare di altri temi. Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart. Ciao belli, sono Max Martinelli. Con la DJ Isabi vi aspetto su RPL per farvi fare tanti saltelli con la Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale. Dalle 23 il sabato, se avete voglia di dance, vi aspetto su RPL con la Exclusive Dance Chart. Tanti saltelli con la B e il Martinelli su RPL. Exclusive Dance Chart. Adesso va a destra, 300 metri dritto, poi il semaforo. Certo che fai sempre la stessa strada tu, ma non hai voglia di cambiare. Chi ha parlato? Sono io, la Digital Radio, quella che ha cambiato il modo di ascoltare la radio con il sistema DAB+. È ora di cambiare. Vivi tutta la magia della Digital Radio. Se stai per cambiare auto, chiedila con il sistema DAB+. Dal 2019. In tutte le auto nuove. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio Padania è in Digital Radio. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Sono Giovanna. Mondoflex. Aprile, dolce dormire, diceva un vecchio proverbio. E a farvi dormire bene ci pensa la Mondoflex. Abbiamo una promozione straordinaria. Con l'acquisto di un materasso in memory, in regalo una bellissima rete ad hoc in faggio. Venite a trovarci, vi aspetto. A Treviolo e a Melzo, il sabato orario continuato. Mondoflex reti e materassi. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella, Brescia e Desenzano del Garda.
Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Rieccoci carissimi amici di RPL, con noi al telefono abbiamo Alessandro Rico, giornalista della Verità. Allora Alessandro, ci sei? Ci sono. Allora Alessandro, questa mattina mentre leggevo tutti i giornali portano la notizia della consigliera di Tria. Tria si sfoga al Corriere della Sera e dice spazzatura contro di me. Chi è Claudia Bugno, la consigliera di Tria, e perché tutta questa polemica? Beh, questa è un'inchiesta che è stata lanciata proprio dalla Verità, da Giacomo Amadori, che ha scoperto un bell'intrallazzone che vede protagonisti il ministro dell'economia e questa sua consigliera Claudia Bugno. Facciamola molto semplice. Allora, Claudia Bugno è la consigliera di Giovanni Tria. Era stata designata anche per far parte del board di questa STM, che è un'azienda strategica che ha anche una partecipazione del MEF, e intanto il figliastro del ministro era stato assunto in una società, si chiama Tinexta, il cui amministratore delegato è il marito della Bugno. Quindi c'è una geografia di conflitti di interessi, se vogliamo, di questi personaggi. Nel frattempo che succede? La Verità lancia questo allarme, questo scoop, viene ripreso anche dal Fatto, che ci lavora indipendentemente, e il dossier finisce sulle scrivanie dei grillini, in particolare della viceministra Castelli, no? Del Movimento 5 Stelle. E i grillini non nascondono tutto il loro disagio di fronte a questa cosa. Sostanzialmente arrivano quasi a chiedere le dimissioni del ministro, cioè gli dicono tutti liberi di questi personaggi che ti creano il conflitto di interesse, oppure per noi sei fuori. Poi la Verità oggi ha aggiunto una nuova puntata a questo scandalo, perché nel frattempo la Bugno, che pure ha rinunciato all'STM, esatto, in realtà però viene spedita all'ASI, cioè l'agenzia spaziale, che peraltro, ci ricordiamo, era stata al centro di precedenti polemiche per le nomine, no, dei vertici dell'agenzia spaziale. Quindi nel frattempo in realtà c'è una promozione per la consigliera di Giovanni Tria. Tria dice no, su di me hanno gettato fango, come dicevi tu, si è sfogato con il Corriere della Sera, e il Movimento 5 Stelle continua a insistere per chiedere la testa di Tria, che noi sappiamo non essere stato un ministro particolarmente gradito in realtà né ai 5 Stelle né alla Lega, perché questo è stato un po' una di quelle scelte imposte dal Colle. Sappiamo che il contratto di governo è tra Lega e 5 Stelle, ma in realtà dentro il governo c'è anche un terzo partito, che è il partito del Colle, che ha piazzato alcuni uomini chiave. Nel caso del Ministero dell'Economia noi ci ricordiamo tutta la polemica che si era creata perché volevano Savona, poi Mattarella dice no, Savona no, per carità, ci vuole una figura di garanzia, e alla fine si misero d'accordo su Tria. Tria all'inizio è sempre stato molto tiepido, è sempre stato molto sfuggente anche con i giornalisti, perché lui aveva un po' la funzione di raccordare il programma rivoluzionario di Lega e 5 Stelle con le esigenze del contesto europeo in cui ci troviamo. Quindi è stato sempre una figura un po' sopportata, più chiamata all'interno dell'esecutivo. E dicevi poi potrebbe essere un'occasione per liberarsene. Poi l'altro capitolo di questa vicenda è l'altro figlio del ministro, perché perché nel caso della Bugno parliamo del figliastro, quello assunto dalla società del marito della Bugno, ma nel caso invece del figlio proprio di Tria parliamo di un caso di naufragio al seguito di dell'ONG di Casarini, perché Stefano Paolo Tria era skipper di un'imbarcazione, una barca a vela, che stava scortando, diciamo, la nave di Casarini, che ci ricordiamo qualche giorno fa ha sbarcato i migranti a Lampedusa. A un certo punto Casarini ha puntato verso Lampedusa, ha lasciato solo al largo questa barca, la barca non era in difficoltà e ha dovuto anche chiedere i soccorsi per essere poi scortata in porto. Quindi c'è tutto un grande intreccio su temi che per le forze di governo sono molto sensibili, per cui si va sul lato 5 Stelle, no? Onestà, e poi mi trovi il solito classico intrallazzone dentro al governo. Dall'altra parte, per la Lega c'è questo legame un po' ambiguo con il mondo delle ONG, degli immigrazionisti, che chiaramente ai vertici del Carroccio non può
andare molto a genio. Allora Alessandro, poi con te vorrei parlare del provvedimento sottoposto all'esame della Camera approvato, che è quello che riguarda il revenge porn. Tu che ne pensi di questo nuovo reato? Dunque, su questo io sarei molto cauto, molto prudente, nel senso, mi rendo conto che è un argomento delicato, mi rendo conto che siamo anche in un'epoca particolarmente sensibile a questi temi, mi rendo conto che ormai ci si è costruita pure molto una retorica intorno al tema, un tema che sicuramente esiste, quello della violenza sulle donne, sì. Però a volte viene sfruttato anche in modo un po' propagandistico. Quello che dico io, e qui esprimo una preoccupazione che un po' attinge al mio vecchio background liberale, sì, e antistatalista, cioè l'idea è, se c'è un populismo pericoloso, secondo me è il populismo penale. E il populismo penale non è nient'altro che creare nuove fattispecie di reato in base alla sensibilità del momento che mostra l'opinione pubblica. Allora, questa cosa secondo me noi l'abbiamo sperimentata già molte altre volte. Io faccio un esempio che è quello dell'omicidio stradale. Allora, io capisco chiaramente, mi metto nei panni dei parenti delle vittime che spesso si sono visti gli assassini dei loro figli magari scontare pene ridicole, sì, o non essere nemmeno condannati. Però la mia idea è che l'omicidio possa essere di tre tipi: volontario, colposo oppure preterintenzionale. Non è che la fattispecie di reato cambia in base al luogo in cui si commette il reato stesso. Per cui quello, per esempio, secondo me era un esempio di populismo penale, di fattispecie di reato che è stata introdotta un po' per inseguire una moda e che secondo me però ha poco a che fare con lo stato di diritto vero e proprio. Il mio timore è che anche nel caso del revenge porn, sì, si arrivi allo stesso esito, nel senso che è vero che i nuovi mezzi di comunicazione creano nuove possibilità di danneggiare le persone, no? L'abbiamo visto nel caso di Giulia Sarti. Ora, a parte che è un po' strano che proprio sull'onda emotiva di un caso mediatico come quello di Giulia Sarti, del Movimento 5 Stelle, si arrivi in 448 a fare una legge. Ma d'altronde, anche ipotizzando che ci sia una sensibilità che si è strutturata negli anni, perché ci sono stati casi anche di suicidio, no? Di donne che si sono viste diffondere in rete le loro immagini, per carità sono tragedie. Però io credo che anche con i reati già esistenti, non so, per esempio penso all'estorsione, ci siano già gli strumenti per combattere questi fenomeni dilaganti. Altrimenti noi arriviamo al punto di legittimare anche delle definizioni che sul piano giuridico, sul piano penale non esistono. E io penso soprattutto, per rimanere in tema di violenza sulle donne, al cosiddetto femminicidio. Il femminicidio non esiste, esiste l'omicidio. Tra l'altro la parola omicidio non viene da vir. Scusate se adesso annoio un attimo gli ascoltatori. No, vai. Però è interessante dire, non è che viene da vir, cioè da uomo. Omicidio viene da homo, che homo indica la specie, cioè il genere umano. Sì. Per cui c'è omicidio sia nei confronti dell'uomo sia nei confronti della donna. Ora è vero che c'è il famoso delitto passionale, una volta si chiamava così, che ci sono gli uomini gelosi, gli uomini retrogradi. A volte il delitto passionale viene commesso anche dalle donne, magari in quantità più esigua rispetto a quello che succede da parte degli uomini. Però di qui a parlare di femminicidio come se ci fosse un'aggravante specifica se si ammazza una donna piuttosto che se si ammazza un uomo, mi sembra una deriva culturale un po' pericolosa. Non so, è lo spirito dei tempi, però io su questo nutro qualche riserva. Senti Alessandro, su che cosa ti concentrerai in questi giorni? Su quale tema? Allora, io vi posso anticipare che stiamo tornando a lavorare sul caso di Laura Pignataro, cioè la funzionaria italiana che si è suicidata a dicembre a Bruxelles, in seguito, si dice, alle pressioni che avrebbe subito da Selmayr, che come sapete insomma, è stato nominato uno degli eurocrati principi di Bruxelles, una nomina molto controversa, il Parlamento europeo ne chiede da mesi le dimissioni. La povera Pignataro si era trovata nel mezzo di un fuoco di fila tra Parlamento europeo e Commissione, quindi Selmayr stesso, era stata costretta dal mediatore europeo a fornire dei documenti riservati che dovevano servire al mediatore europeo per accertare se c'erano state violazioni procedurali nella nomina di Selmayr.
Selmayr ha fatto molte pressioni su questa funzionaria, che ha attraversato anche un periodo personale, familiare molto difficile, e alla fine a dicembre è arrivato il suicidio. La Commissione europea non ha nemmeno mandato le condoglianze alla famiglia di questa donna. Sì. Se ne è parlato molto perché qualche settimana fa è uscito un pezzo su Libération. Sì, ne abbiamo parlato. Esatto, abbiamo parlato in trasmissione. La Verità è stato uno dei pochi giornali che ha ripreso questa notizia, e adesso noi stiamo lavorando anche sul retroscena politico, cioè capire per quale motivo Juncker, c'è una Commissione europea che va verso la fase finale, si è speso tanto per una figura come quella di Selmayr, controversa e molto odiata anche dal Parlamento europeo. Però più di questo non vi posso anticipare, quindi dico soltanto dove andiamo a parare, ma non vi dico la soluzione del giallo. Benissimo Alessandro, chiarissimo, mi è piaciuta questo tuo intervento, come sempre. Ci risentiamo prossimamente in radio. Con molto piacere, grazie a te e grazie a tutti gli ascoltatori. Grazie mille ad Alessandro Rico, giornalista della Verità. Allora Giulio mi dà l'ok, con noi abbiamo al telefono abbiamo con noi il deputato del Movimento 5 Stelle Ettore Licheri. Buongiorno Ettore. Buongiorno a voi ragazzi. Comunque sono senatore, ma va bene lo stesso. Del senatore, in ogni caso cittadino, portavoce dei cittadini. Tanto sei venuto ospite qui tante volte. Allora Ettore, con te vorrei parlare un po' del programma del Movimento 5 Stelle per le prossime elezioni europee. Ci puoi raccontare un po'? Sì, introduciamo 6 aree tematiche. Sono 6 aree differenti che naturalmente devono tenere conto di quelle che saranno le specificità che deriveranno dai territori. Voi sapete che uno dei vizi principali nel quale è caduto la governance dell'Europa precedente è stata quella di guardare all'Europa sempre con una visione macroeconomica, pensando che la regola X che va bene per la Germania dovesse necessariamente andare bene anche per la Grecia, per il Portogallo, per l'Italia. Quindi dobbiamo abbandonare questa visione macroeconomica e dobbiamo analizzare territorio per territorio, paese membro per paese membro, quelle che sono le criticità e naturalmente modulare la politica europea sulla scorta di quello che deriva dai territori. Quindi per fare questo naturalmente non sarà facile ragazzi, perché lo sapete, in queste settimane adesso ci sarà uno scontro durissimo al calor bianco, perché da una parte ci sono delle forze riformatrici che cercheranno di rivedere gli assetti istituzionali dell'Unione Europea, i meccanismi di governance per avvicinare i cittadini alle istituzioni, e dall'altra invece c'è una forza conservatrice che cercherà di difendere con le unghie e con i denti il potere che hanno acquisito con il sangue e sulle lacrime dei cittadini europei. Sì, senti Ettore, per quanto riguarda invece l'allarme lanciato dall'Ocse l'altro giorno, no? Che boccia le 2 riforme economiche importanti di questo governo, quota 100 e reddito di cittadinanza, tu come rispondi? Rispondo in questa maniera, che quando io sento criticare una misura, qualunque essa sia, prima ancora che questa venga messa alla prova dei fatti, cioè prima ancora che questa possa essere messa nelle condizioni di poter esplicare o non esplicitare i propri effetti, io non considero quello un giudizio negativo, io lo considero un pregiudizio negativo, perché io aspetto che questa misura venga applicata, che questa misura penetri nel territorio e aspetto i dati, poi sulla scorta dei dati io esprimerò il mio giudizio. Quindi esprimere un giudizio negativo e di respingimento di una misura che ha tutte le caratteristiche per poter effettivamente stimolare la crescita, e allora io non ci sto più. Ora, quota 100, che è la misura che è entrata nel mirino dell'Ocse, no? Noi sappiamo, a settembre l'Ocse aveva detto non dovete toccare la legge Fornero, perché la legge Fornero per voi è un pilastro sopra il quale poi si fonda tutto il sistema italiano. Noi abbiamo ricevuto mandato, Lega e Movimento 5 Stelle hanno ricevuto mandato dai cittadini, che era quello di superare la legge Fornero, ma attenzione,
La quota 100 non si limita semplicemente a mandare delle persone in pensione. Quota 100 libera dei posti di lavoro. Quota 100 introdurrà e stimolerà un aumento della domanda del lavoro, e a giovarsi saranno soprattutto l'occupazione, a giovarsi sarà l'occupazione giovanile. Noi dobbiamo cambiare un cavallo che è stanco, che è vecchio, che non è più motivato. E dobbiamo mettere al posto di quel cavallo un cavallo giovane, un cavallo che vuole dimostrare a se stesso e al mondo quello che può fare. Noi dobbiamo inserire nella nostra classe lavoratrice delle forze fresche, delle forze giovani, forze che siano tecnologicamente aggiornate. È in questa maniera che una nazione può crescere. E noi abbiamo la classe lavoratrice più vecchia d'Europa insieme a Portogallo e insieme alla Grecia, grazie al turnover. Quindi dobbiamo anche lì invertire la rotta, e lo stiamo facendo, OCSE o non OCSE. Benissimo, Ettore. Senti, al Senato in questo momento quali sono i temi in discussione? Oggi abbiamo approvato la nuova azione di classe, quindi abbiamo reso il cittadino più forte rispetto agli enti di gestione dei servizi pubblici. Abbiamo introdotto una disciplina inserendola all'interno del codice di procedura civile. Prima stava dentro il codice del consumo, adesso farà parte integrante del codice di procedura civile. Quindi rispetto agli enti di gestione dei servizi pubblici adesso avremo un cittadino con strumenti più efficaci di tutela dei propri diritti. Diciamoci la verità, la politica finora ha sempre favorito i poteri forti, non giriamoci intorno, è sempre stato così. Bene, adesso abbiamo visto che occorrevano degli strumenti per riequilibrare questo rapporto tra i cittadini e gli enti e le agenzie che esercitano quelli che sono i servizi pubblici. Oggi lo abbiamo fatto. Certo. Senti Ettore, poi leggo dalla tua pagina Facebook, no? La firma del decreto degli ammortizzatori sociali, quindi è un'ottima misura per milioni e milioni di famiglie, no? L'aspettavano tutti. Noi abbiamo messo in campo una legge di manovra, la più grande legge di manovra con una funzione espansiva e sociale come nessun governo aveva mai fatto in precedenza. Quando io sento dire sta rallentando l'economia è appunto perché gli indicatori incominciavano a lampeggiare pericolosamente, che noi dovevamo mettere in sicurezza le classi più deboli. Ecco da dove nasce il reddito di cittadinanza. Contrastiamo la povertà, sosteniamo le famiglie, sosteniamo i cittadini, però al posto del sussidio, che era semplicemente un'elemosina e basta, diamogli un piano di formazione professionale, accompagniamolo verso un percorso che poi possa portare effettivamente a moltiplicare le opportunità che lui possa trovare un posto di lavoro. Lo troverà, non lo troverà, questo non lo sappiamo, ma certo è che il disoccupato oggi con il reddito di cittadinanza si sente meno solo, esce da questa condizione di isolamento, perché adesso è parte integrante di un impianto, di una rete, di un sistema che cercherà di sostenerlo e di portarlo lì dove ci potrebbero essere più occasioni di lavoro. Benissimo. Ettore, chiudo questa nostra conversazione, scusami, vedendo una tua foto di una domenica e ripreso dalla lettura di un libro che stavi leggendo per curiosità. Se lo dico però non vi mettete a ridere. No. Il vecchio e il mare. Ecco, benissimo. Qua è la tua Sardegna? Sì, quella è la mia isola, dove io mi rifugio una volta alla settimana per smaltire quelle che sono le scorie dei palazzi romani. Qui bisogna starci solo ed esclusivamente per lavorare, e poi alla prima occasione, quando si finisce, bisogna scappare da qua. Perché altrimenti è vero, il potere corrompe, ragazzi. Dobbiamo cercare di tornare nei territori, continuare a parlare con i cittadini, rientrare nelle famiglie, venire a Roma, lavorare, riformare, rivoluzionare questa città che peraltro è ancora in mano della mafia, lo sapete benissimo, e poi via, e poi si ritorna nei territori. Benissimo Ettore, allora grazie mille per essere stato qui con noi oggi, ci risentiamo presto e buona giornata e buon lavoro.
Grazie, buon lavoro anche a voi ragazzi. Allora, Ciao. grazie mille a Ettore Licheri, senatore del Movimento 5 Stelle. Allora Giulio, siamo in chiusura, adesso sentiamo l'intervento dell'onorevole Alessandro Morelli. Noi ci risentiamo domani mattina con la rassegna stampa. Buona giornata a tutti e buon pranzo. Il tema è parliamone, nel senso che è un argomento che sicuramente, poi è chiaro che non c'è solo la volontarietà della persona, ma ci deve essere un accordo con un medico che segue la persona. È evidente che se uno è un po' stravagante non è che va a chiedere in questo momento persino giustamente i farmaci, gli antibiotici non possono essere dati a chi li chiede in farmacia, ci vuole una ricetta medica. Dunque per questa ragione è evidente che tutti devono essere seguiti da dei medici. Però parliamone, io sono ben contento che se ne ragioni con onestà intellettuale. E invece di legittima difesa, che è un altro grande provvedimento diciamo della Lega, se ne è già parlato, è passato e di questo insomma parliamo adesso anche con Luca Di Bartolomei, che insomma ricordo Luca ha un cognome importante, figlio del grande Agostino Di Bartolomei, e ha una storia che naturalmente oggi lui racconta nel suo libro e utilizza, come lui stesso dice. Allora nella premessa personale leggo io qualche riga, perché insomma è giusto ed è doveroso prima di introdurci poi in quello che è poi strettamente il tema della legittima difesa. Luca scrive: lo dico subito, se qualcuno vuole accusarmi di usare la vicenda personale mia e della mia famiglia, coglie nel giusto. Nelle occasioni in cui si parla, come puntualmente avviene da troppi anni, di ampliare le maglie della detenzione e del porto d'armi con la scusa della legittima difesa, io ripenso sempre a quel Bagliore. Così come è stata approvata, viene dopo una mala ricezione di una direttiva che ha aumentato il numero di armi detenibili in casa, che ha allargato le maglie del porto d'armi. L'onorevole Morelli, tra l'altro, è primo firmatario di una legge che, se posso diciamo permettermi di citare fedelmente, dice una cosa che è falsa. Dice che in questi anni il numero di licenze si è ristretto. Non è vero. In questi anni il numero di licenze, pure a fronte di un maggior numero, pure a fronte di un minor numero di persone iscritte al tiro al volo, oppure iscritte a Arcicaccia o a tutte quante le associazioni che si occupano di caccia, diciamo, e che sono obbligatori, quindi sono numeri certi, le licenze crescono. Ci sono più persone che detengono l'arma perché si sentono più sicure, e ci sono meno persone che la usano. E l'uso nell'arma è fondamentale, perché chi pensa che è in grado di gestire un'arma di notte, quando entra eventualmente un ladro, non sa quello che ha in mano. Glielo dico da una persona che da circa 160 anni ha parenti che si usano la caccia. Guardi, è una cosa molto complessa. Aspetta, allora, quindi hanno infuso in lei culturalmente i 160 anni sono infusi in lei. Culturalmente quello che si sta producendo in maniera trasversale, devo dire purtroppo, è una legittimazione dell'idea che lo Stato non può più difendere. Facciamo rispondere. Io voglio solo dire una cosa. Nel libro Luca dice anche: io non sono contrario alle armi, appunto, forse anche per quello che dice, no, parenti, cacciatori, e non sono nemmeno un pacifista, tanto per dire, no, che non è un punto di principio che nasce da un'ideologia. Sicuramente nasce da una storia personale molto dolorosa. Ma guardi, sinceramente io sono in enorme difficoltà, nel senso che a rispondere a Di Bartolomei, perché capisco perfettamente la persona vittima nel proprio intimo di una situazione che è stata una situazione che ha colpito l'intera sua famiglia. Quindi cosa posso dire a un giovane che purtroppo ha visto il padre... È importante quello che dice quando qualcuno ha in mano un'arma, se si parte dal concetto che lui stesso giustamente peraltro scrive e ammette di voler strumentalizzare una situazione per toccare un argomento, ragazzi, ne prendo atto, l'ho ascoltata con grande piacere e rimane una bugia. La questione aspetti un attimo, Dal Vigo, risponde Morelli che sta rispondendo. La questione rimane chiaramente tra una parentesi e poi, se volete, discutiamo del merito.
capisco perfettamente una persona che ha vissuto e ha nella propria memoria, stampata nella propria memoria, una situazione di questo genere. Cosa posso dirgli? Nulla. Lei ha ragione. Lei ha ragione. Quindi perché lei ammette che il numero di licenze la persona, è in aumento e quello che ha scritto è una cosa non vera? No, assolutamente no. Allora, guardi, perché i cacciatori continuano a diminuire, il tiro a volo purtroppo non cresce, quindi questo è il dato di fatto. Okay. Allora, entriamo nel merito delle questioni. Perché lui poi vuole la risposta giustamente Entriamo nel merito delle questioni. Percezione della paura. Mi spiace. Io quando ero un ragazzino, e io sono di Milano, la percezione della paura, e lei dice ma una volta succedevano dei gravi fatti di sangue, omicidi, oggi non è più così, ma la percezione della paura è comunque alta. Certo che è comunque alta, perché noi riteniamo che comunque 300 omicidi non ci debbano essere, quindi che siano 1, 2, 5, 10 o 3.000, gli omicidi non ci devono essere. Non è vero che anni fa c'era una sensazione differente e peraltro uguale nell'ambito del paese. Io mi ricordo che ero ragazzino, dovevamo partire per Bari per fare una gita, ci fu una sparatoria nel centro di Bari, e nella Bari vecchia di una volta, che oggi fortunatamente è diventata molto diversa, e quella gita fu cancellata perché appunto c'era la paura dei genitori rispetto a una situazione che era evidentemente non sostenibile. Questa è la realtà. Oggi Bari è molto differente, però non vuol dire che i baresi, i milanesi... Quindi squadra che vince si cambia? No, squadra che vince deve continuare a vincere. Allora, questo è il tema vero. E voi mettete più pistole? Ma guardi, allora, anche qua, lei ha detto l'allargamento del numero di pistole. Ma scusi, ma secondo lei... Lei è anche firmatario di una legge che tende a allargare il numero, diciamo, di armi in circolazione, è anche firmatario della stessa legge che subito dopo... Ma lei sta parlando ma voi state parlando... Allora guardi, vi dico, io ho un porto d'armi. Che vuol dire che tende ad allargare? Le mie armi sono dei pezzi di ferro, ok? A volte con del legno attaccato, a volte con della plastica attaccata. Sono dei pezzi di ferro, degli strumenti. Il problema è, se è un problema, la persona che sta dietro a quelle armi. Se le armi sono legalmente detenute, la persona è con granus salis, eccetera, allora, eccetera. Perdoni, perché non avete... Se mi fa finire però, gentilmente, perché guardi, veramente, guardi, io la capisco, giuro che la capisco e le do perfetta... Lei ha ragione dal suo punto di vista, ha ragione dalla prima parola che ha detto all'ultima, perché lei è vittima di una situazione.